Un particolare ringraziamento per chi ha organizzato questo evento straordinario, in particolare Francesca Salvador, che seguo da un po' di tempo e che è sempre affascinante nelle cose che produce e che propone. Quindi di fronte a tante malefatte c'è ancora una parte di umanità che è seriamente e anche serenamente impegnata e lo fa con passione, quella passione che a volte viene fraintesa e viene anche penalizzata. Parlando di sciamani, mi è venuto in mente qualcosa che ha scritto un antropologo che forse voi conoscete, viaggiatore, tal Castaneda, in un testo a scuola dello stregone, e mi permetto di introdurre la mia relazione con questa immagine che Castaneda fornisce. Si trova nello Yucatan, eh, ha avuto notizia della presenza di uno sciamano, di uno stregone molto importante e conosciuto, e quindi si vuole approcciare con lui, in qualche modo, come dire, vorrebbe entrare in psicoterapia da questo stregone. Si reca in questo villaggio, una capanna normale da indigeni, bussa alla porta, appare Don Juan, lo stregone, e gli chiede insomma di fare un'esperienza con lui. Don Juan accetta e lo invita il giorno dopo alle 4 di mattina a presentarsi davanti alla capanna. Succede questo, esce Don Juan e dice a Castaneda: seguimi. Si inoltrano nel territorio, che è un territorio brullo, una tundra, qualcosa diciamo che non ha un grande significato paesaggistico. Si inoltrano, camminano per qualche ora, così racconta Castaneda. A un certo momento Don Juan si ferma, gli indica un punto, dice: guarda lì. Castaneda guarda e la domanda di Don Juan è: cosa vedi? E Castaneda chiaramente vede quello che c'è, queste sterpaglie, questa sì, situazione piuttosto così banale, normale, e quindi non si arrischia a dire vedo sterpaglie, vedo cespugli, e dice: ma veramente, dice, non vedo niente. Don Juan rimane sorpreso, dice: ah, ho capito, tornano indietro. Domani mattina alle 4 ripresenti, succede 3 volte così, no? E ogni volta facendo un percorso anche un po' dissimile, ma sempre nello stesso ambiente, alla domanda cosa vedi lì, Castaneda si trova impotente a dire qualche cosa di significativo, dice: non vedo niente. L'ennesimo passeggiata all'alba, si ripete la scena e di fronte all'ennesima domanda cosa vedi lì, la risposta è sempre omogenea: non vedo niente. E allora a quel punto Don Juan si ferma e dice: ah, ho capito, e dà la sua diagnosi: smettila di pensare e vedrai. Mi pare questo un insegnamento straordinario, che sottende una filosofia eccezionale. Non è che il soggetto umano deve smettere di pensare, ma deve smettere di attivare un pensiero stereotipato, standardizzato, conservativo rispetto alla immagine della realtà. Quindi il vero pensiero è quello, e volevo chiudere con questa frase di un amico maestro, il professore Gamorin, che è prossimo alla temperatura della sua dissoluzione. O il pensiero è trasformativo, oppure smette di pensare la realtà, la ipostatizza, la ingessa, la immobilizza e la rende banale, copia conforme, standard, omologata, omogeneizzata. E questo è un po' quello che io penso possa rappresentare anche buona parte di quello che è l'atteggiamento scientifico attuale, ma non in tutte le scienze, ma in particolare nelle scienze umane, compresa la medicina, perché io la inquadrerei, anche se sono del parere che la medicina non è una scienza, ma questo è anche secondario. Ci sono altre forme di conoscenza che hanno pari dignità, non perché una si chiama scienza ha un valore superiore di altre modalità. La filosofia, per esempio, che ha retto, no, per migliaia di anni la scena della conoscenza, no? E che solo in tempi recenti, no, è stata fratturata e
da lei si è gemmata, no, questa forma di conoscenza che si chiama scientifica, che vedete è stata la prima operazione peggio di quella cartesiana di separazione tra il soggetto e l'oggetto. Cartesio poi l'ha tradotta, no, in res cogitans e res extensa, quindi in mente e corpo. Separare il soggetto dall'oggetto vuol dire in qualche modo, no, impedire che il soggetto umano faccia esperienza di tutto se stesso e di tutta la